Ministro, si parla tanto dopo il caso Boccia e il caso Giuli. Ma non c'è nessun caso Giuli, è ampiamente sopravvalutato tutto il legittimo chiacchiericcio mediatico, ma vi assicuro che non c'è nessun caso Giuli. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intercettato all'uscita della biblioteca della Biennale Giardini a Venezia sulle dimissioni del suo capo di gabinetto, Francesco Spano, a nemmeno 10 giorni dalla nomina. Le dimissioni per una storia di presunte consulenze durate anni in conflitto di interessi legati al marito di Spano, al MAXXI, ovvero al Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma, durante l'incarico dello stesso Giuli e mentre Francesco Spano era segretario generale del museo. In un intreccio di ruoli, cariche e compensi pubblici, alla domanda il ministro risponde così. Di gabinetto? Vedrete, non solo vedrete che no, poi di queste cose si occuperanno ove necessario gli avvocati, ma non c'è nessun conflitto. La cacciata di Francesco Spano dal Ministero della Cultura, stando a certi rumors di governo, legata a tensioni nella maggioranza e dissidi all'interno di Fratelli d'Italia e facenti capo all'ala più conservatrice, descritta dalle opposizioni come omofoba. Affermazioni però smentite dal vicepresidente vicario al Senato del gruppo Fratelli d'Italia, il veneziano Raffaele Speranzon. Assolutamente no, in Fratelli d'Italia non esiste nessuna parte omofoba. C'era la preoccupazione da parte di alcuni che è stata dichiarata rispetto a una figura che potesse in passato aver avuto dei comportamenti discutibili. Tornando a Giuli, si dice tranquillo perché sostenuto dalla maggioranza di governo. Sono sostenuto, lo testimoniano le dichiarazioni, lo testimoniano i miei rapporti personali quotidiani con il governo e con il partito di maggioranza del governo. Non c'è nessun caso Giuli, c'è un rapporto di concordia e di volontà di andare avanti con forza, condivisione e serenità.